dei nostri notiziari, nuova sigla, nuova veste grafica, ma vediamo subito i titoli di questa edizione. Dopo la rapina ai coniugi di Portogruaro, aggressione a Cintoca, un maggiore, vittima una quarantenne che aveva scoperto i ladri in casa, Concordia Sagittaria, furto in casa da 20.000 euro. Ben ritrovati, li avete sentiti dunque i titoli, apriamo con la cronaca. Veneto orientale nel mirino della criminalità dopo la rapina ai coniugi di Lughignana di Portogruaro, 2 notti fa maxi furto in casa Concordia Sagittaria e ladri che razziano denaro e gioielli per 20.000 euro. La notte scorsa invece paura e terrore a Cintocao-Maggiore. Tutti i dettagli nel servizio di apertura, sentiamo. Aggredito e picchiato dai ladri che tentano di rubargli l'auto. È accaduto nella notte a Cintocao-Maggiore, comune all'estremità del Veneto orientale, finito negli ultimi giorni nella morsa della criminalità. Il fatto si è consumato poco dopo le 3. Davide Favrin, 40 anni, figlio dell'ex presidente di Confindustria Venezia, sta dormendo con la moglie nella sua villetta di Via Persiana, dove abita ormai dal 2008. All'improvviso scatta l'allarme. L'uomo si precipita al piano terra e trova la porta sul retro forzata. Neppure il tempo di uscire. Il motore della sua auto è già acceso. C'è un malvivente che tenta di fuggire con il mezzo. E lì istintivamente mi sono avvicinato alla macchina, ho aperto la porta e ho cercato di tirarlo fuori dicendo vai via di qui. E lui, la cosa un po' buffa, al di là della tragicità del momento, è stata quella che anche lui mi dice vai via di qua, con questo forte accento dell'est, al che ho pensato sei tu che devi andare via di qua visto che questa è casa mia. All'improvviso dal buio spuntano 2 complici che si avventano su di lui. Niente, pugni, uno mi è arrivato a gamba tesa sulla gamba e quindi mi ha fatto abbastanza male e niente, hanno cominciato a darmi dei calci, dei pugni e mi sono difeso un po' come potevo, non essendo un abile lottatore. Poteva finire peggio, ammette l'imprenditore, che non vuol sentir parlare di ronde o giustizia fai da te. Io credo, conclude Davide Favrin, nella collaborazione con le forze dell'ordine e nella collaborazione tra vicini di casa. Pochi minuti dopo che queste persone erano scappate erano tutti fuori i miei vicini di casa, quindi questo è un segnale importante, insomma, continuare a muoversi in questo modo. Insomma.